Roberto Snaidero, presidente nazionale di Federlegno Arredo, partiamo innanzitutto dai dati di un settore che comincia a dare qualche speranza in più. Sì, esattamente, gli ultimi dati che riportano a luglio di quest'anno, vediamo che sono bei dati di crescita sia sul settore export e per la prima volta anche sul mercato interno, quindi il settore dell'arredamento è trainante per tutti gli altri settori, anche per la filiera legno, per tutta la filiera, quindi credo che quest'anno, salvo per questi ultimi mesi con qualche difficoltà che per ora non vedo, credo che chiuderemo bene il 2015. Un segnale che è partito dalla sua presidenza è quello di coinvolgere finalmente tutta la filiera dall'Esbosco in poi. Sì, esatto, sì, ho voluto proprio, non possiamo dimenticare quella parte importante della filiera che parte dalle foreste fino al prodotto finito, prima non veniva neanche così, veniva considerata ma non in maniera così concreta e lavorando proprio a stretto contatto con i ministeri per proprio dare la possibilità alle medie e alle piccole imprese, perché purtroppo in Italia nel settore delle segherie sono tutte piccole imprese, salvo casi eccezionali, e quindi è giusto che abbiano ragione di esistere queste piccole imprese, ma bisogna anche guardare avanti ed avere un'unità di intenti per poter combattere quelle competitor che ci sono vicino a noi qua nella zona limitrofe. A proposito dell'export, continua a pesare moltissimo la Russia. Purtroppo la Russia, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, abbiamo perso rispetto all'anno scorso circa un 35% del fatturato. Io fra 2 settimane sono a Mosca per una grande fiera che stiamo facendo ed è l'11ª edizione, sono 380 aziende italiane che espongono, vediamo un po' cosa succede.